Ecco la situazione meteorologica. Nonostante la presenza dell'alta pressione, flussi umidi meridionali continuano a determinare la presenza di nubi basse sulla Liguria fino a domenica. Non si prevedono piogge, a parte qualche isolato episodio di piovigine, ma il tempo rimane maccaioso. Nel corso del pomeriggio sul versante padano avremo cielo sereno, qualche schiarita si potrà vedere anche in costa, specialmente su Spezzino ed Imperiese, ma la situazione rimane piuttosto stabile con nuvolosità diffusa. Venti deboli dai quadranti meridionali con mare quasi calmo poco mosso, temperature massime stazionarie non oltre i 16 gradi. Per domani, sabato 28 febbraio, la Limit prevede ancora maccaia sulla Liguria, nubi basse diffuse con locali episodi di piovigine in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Sulle vette appenniniche di Valtrebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri il cielo risulterà sereno e anche in costa nel pomeriggio non si può escludere qualche apertura del cielo seppur parziale. Venti deboli meridionali, mare quasi calmo, temperature generalmente stazionarie al di sopra della media stagionale. Cenno alla previsione per domenica 1 marzo, ancora nuvolosità irregolare sulla Liguria, venti deboli e variabili con mare poco mosso quasi calmo e temperature miti.